Va ora in onda la rassegna stampa. Sammy, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia. E li hanno ammazzato questi qua. Come quello lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega e questi qua, Miloni, Vannacci, tutti questi qua che buttano sempre benzina sul fuoco. Per arrivare al potere usano solo stranieri, non hanno niente a dare agli italiani e all'Italia. Allora cosa fanno? Tirano fuori sempre stranieri, queste cose qua. Guarda, come adesso il benzina a 2,13 €, sto vedendo adesso il gasolio, diesel 213 qua, a Malpensa. Qua. E tutti questi qua, tutte le cose care in Italia, voi parlate di questo gioielliero che ha ammazzato persone, che Salvini è andato a trovarli 2 volte in 3 giorni in galera. In due volte in 3 giorni non vai che a trovare i suoi genitori. Vergogna, voi siete la vergogna d'Italia, la vergogna d'Europa, la vergogna dell'umanità, voi la Lega. Beh, un mio fan, Mustafa, è vecchio ascoltatore, ancora ai tempi Radio Padania Libera, Pensa che era addirittura venuto a trovarmi in studio, sì, un venerdì di preghiera, si era messo a pregare davvero la fotografia, con un tappetino si era messo a pregare in studio. Cruciani lo facevamo arrosto a quei tempi, è lui che ha imparato da noi a fare radio, che storie! Fakir, scontri a Bologna, titola La Stampa. Fakir, piazza per la verità, dice Repubblica. Il Corriere, scudo penale per gli agenti. Il Resto del Carlino, caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo. Il Messaggero intervista il ministro dell'Interno Piantedosi, nessuno è al di sopra della legge. Bologna modello ICE? No, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. Legittima difesa? Sì al confronto. Musk difende Ruggero, PM da condannare. Piano sicurezza del centro-sinistra. Basta nuovi reati. Questo è il piano sicurezza del centro-sinistra. Wow! La Verità. L'Italia sta con Ruggero, la sinistra sta con Fakir. Il Giornale. La sinistra riapre la caccia al poliziotto. Il Tempo, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia. Maxi operazione contro crimine e baby gang in tutta Italia, 539 arrestati, 314 stranieri, 954 denunciati. Ma la sinistra insorge contro gli agenti di Bologna dopo la morte del marocchino Fakir Abderrahim, con condanna, arresti, denunce per droga, lesioni, interruzione di pubblico servizio. Quel poco che si sa della dinamica parla a favore dei poliziotti, ma la sinistra già spara a palle incatenate. Questa è la prima pagina del Tempo, che poi mette una vignetta, non so quanto vignetta, con i poliziotti che sparano, in questo caso non è neanche un taser, ma una vera e propria retata contro i Maranza, e scrive: stasera frittura di Maranza. Facciamo la gara a chi fa le vignette meno divertenti. Vediamone altri. E sto cercando il manifesto importantissimo. Se non trovo un manifesto, non comincio la rassegna stampa. C'è Libero. La sinistra aizza i manifestanti contro la polizia. Avete visto ieri sera le scene in diretta su Rete 4? Mamma mia!
Il manifesto, eccolo qua, c'era da immaginarselo, la foto del marocchino immobilizzato dalla polizia e la scritta pessimo stato. A Bologna lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir. Ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Ecco, questo è proprio il claim della sinistra. È stato ammazzato dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale. La destra senza freni difende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Per par condicio, il secolo d'Italia, sciacalli alla bolognese. Sulla morte dell'immigrato, la sinistra condanna già la polizia. Fratelli d'Italia, non si specula sulla tragedia. E l'editoriale di Mario Campanella. Ce n'è abbastanza? Penso di sì. E allora possiamo dare il buongiorno ai nostri ascoltatori. Che bella giornata ci aspetta, ragazzi. No, ottimismo, ottimismo assolutamente, sempre solo ottimismo. Sammy Varin vi parla dalle frequenze di Radio Libertà. Sì, c'è stata una risposta quasi a quello che sta accadendo per Roggero. La risposta è ciò che è accaduto a Bologna al quartiere Pilastro l'altro giorno. È la risposta nel senso che ora ritorna ancora quel termine: vendetta. I parenti di Fakir chiedono vendetta. Questo è proprio virgolettato. Che bella atmosfera. Fa caldo? Simone, buongiorno. Quando si spoglia Simone vuol dire che sto già tirando su un po' l'atmosfera. Diamo il buongiorno ai nostri ascoltatori che già ci stanno scrivendo, perché questa è una rassegna stampa che fate anche voi. Io leggo un po' di titoli, qualche articolo, eccetera, ma io voglio sapere il vostro pensiero su quanto vi leggo. Chiamate dopo le 9 lo 0292947222, ma scrivete ora al 340 67 09 659. Questo è il numero riservato ai vostri WhatsApp: 340 67 09 659, per commentare ad esempio ciò che è accaduto a Bologna al quartiere Pilastro, tristemente noto anche per altre motivazioni. La 1 bianca, la famosa citofonata di Matteo Salvini che tanta polemica produsse, e poi a distanza di qualche anno è saltato fuori che la famiglia a cui aveva citofonato era davvero riconducibile a spacciatori. No, ma cosa dici mai, Sammy Varin? Andiamo sul sito del Corriere della Sera, che ripercorre il caso di Bologna, l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti e quegli ultimi 38 minuti. Ecco che cosa è successo a Fakir. Chiaro che se aspettassimo magari anche l'autopsia di questo poveretto, non sarebbe male. Se c'è un sindaco a Bologna, un certo Lepore, non so se lo conoscete, quello che fa viaggiare gratis sul pullman gli immigrati e loro non pagano. Se c'è un Lepore che chiama alla piazza per manifestare e arrivano manifestanti che cominciano a saltare addosso come al solito ai poliziotti, ai loro ammenicoli, cos'è che fa? Gli ha rotto lo specchietto. Ma cosa vuoi che sia? Ha rotto lo specchietto a un camioncino della polizia, ma cosa vuoi? Chiaro che non va bene. Magari aspettiamo un attimino di capire di chi è la colpa, perché magari c'è una colpa, magari la colpa è davvero della polizia o di quei due dell'ambulanza che effettivamente erano lì a guardare, o magari il signore sfortunato che è stato colpito da questa crisi e che bisognava immobilizzarlo perché era davvero problematico, andava in giro a prendere a pugni e a calci le automobili.
magari aveva qualche problema fisico, era allergico al famoso spray al peperoncino. Beh, è chiaro che bisognerebbe chiederlo, il poliziotto prima di spruzzare lo spray al peperoncino dovrebbe chiedere: scusi, lei è allergico allo spray al peperoncino? Queste sono cose che vanno pensate. Aspettiamo qualche giorno? No, bisogna aizzare, bisogna fare incazzare la gente, perché comunque la destra si stava prendendo un po' troppo la scena con la vicenda dell'orefice Roggero. Vi pare? Scrivetemi 340 6709 659. Inutile dirvi che anche questa mattina faremo incetta di messaggi WhatsApp. Li vogliamo leggere tutti, vogliamo sentire il vostro pensiero, che siate di destra, che siate di sinistra, non importa, che votiate Lega, che non votiate da 20 anni. Cosa sta succedendo? Vi dico qualcosa di più che non sapete. Cosa sta succedendo? Ne parleremo anche tra meno di una settimana. Sì, mi pare che sia stato effettivamente confermato un appuntamento bello che ci permetterà di parlare di buona politica, signori. Preparatevi, lunedì prossimo, ore 21. Oh, porca sidella, cosa succede lunedì prossimo alle ore 21? Ci sarà un appuntamento qui su Radio Libertà con il sottoscritto Sammy Varin insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Tu dici, sei completamente impazzito? Lunedì sera alle ore 21 Sammy Varin con Alessandro Morelli a fare che? Come ai bei tempi, a fare radio, già, a fare radio e a conversare con voi ascoltatori delle problematiche politiche attuali. Insieme a noi ci sarà anche Claudio Borghi Aquilini. Vi sto facendo vedere la locandina in questo momento. Sono il primo a dirvi questa cosa. Dovrebbe essere tutto confermato, eccetera. Poi se ci fossero intoppi ve lo racconterò in settimana, però la notizia mi piaceva darvela, visto che sono giorni abbastanza problematici per quello che succede. Lunedì prossimo, 27 luglio, dalle 21 alle 23, in diretta su Radio Libertà, il sottoscritto Sammy Varin con Alessandro Morelli e Claudio Borghi Aquilini, che bada ben, casualmente è proprio quello a cui ci affidiamo per estendere un attimino la legge sulla legittima difesa. Facciamo una difesa sempre legittima e l'ampliamo ulteriormente qualunque cosa accada? Cosa ne pensate? Ne parleremo lunedì 27 luglio dalle 21 alle 23. Qui mi taccio, io vi ho dato la notizia, poi non dite che non vi penso, non dite che io sto facendo tutto il possibile per darvi un'informazione diversa e mi pare sinceramente che ci stiamo riuscendo. Parto dal libero. La sinistra aizza i manifestanti contro la polizia. Ecco, io vorrei, a parte che mi ha subito sbattuto fuori dal programma, ma sapete, devo ricordare ancora questa mattina il conto corrente postale 37671294, signori, per aiutare la povera, siamo poveri davvero, Radio Libertà ad avere un computer di bordo che non ti sbatta fuori ogni qualvolta apro un quotidiano che non sia comunista. Conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà, oppure sul sito radiolibertà.net in alto a destra cliccate dona ora. Stavo dicendo, libero, la sinistra izza i manifestanti contro la polizia. Mi dovete dire se siete d'accordo oppure no su questa cosa. La sensazione che ho avuto io è questa, però forse mi sbaglio. Caos ieri sera a Bologna al corteo per il migrante ucciso. Ha fatto impressione la diretta della solita trasmissione delle 20:30 su Rete 4, perché erano proprio collegati da Bologna e si vedevano questi manifestanti che facevano un casino della miseria e che lanciavano oggetti contro le camionette della polizia,
uno ha cercato di rompergli lo specchietto, ma non scappavano, erano liberi tranquilli come niente fosse, fossero loro i padroni, no? Caos a Bologna al corteo per il migrante ucciso. A chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. Attenzione, questo lo scrive il Libero. Mentre la procura di Bologna sembra cauta sulle responsabilità dei poliziotti per la morte del marocchino Abderrahim Fakir, ricordiamolo, c'è di mezzo un morto e la cosa è tristissima, Bisogna capire perché è morto. Hanno esagerato gli agenti? Perché non hanno agito i soccorritori? C'era lì anche l'ambulanza, punto di domanda. Ce n'era bisogno, chiaro che quando hanno visto che non respirava più hanno agito, ma forse era troppo tardi? Anche qui voglio un vostro parere, ma ripeto, forse bisogna aspettare l'autopsia in questa vicenda così triste. Stiamo facendo tutto senza sapere com'è effettivamente andata. Ci sono le immagini girate dai vicini di casa, quelle degli agenti andranno comparate, eccetera, eccetera. Si ha un po' troppa fretta di incolpare qualcuno. Fatto sta, politici e intellettuali di sinistra, scrive Libero, hanno già emesso sentenza. Di condanna, ovviamente. Dal quartiere Pilastro però si racconta una storia diversa rispetto a quella dell'opposizione. Gli agenti sono stati pazienti, ha detto una testimone, e dietro le tensioni ci sarebbe una faida tra magrebini e kosovari. Ieri a Bologna il corteo per ricordare l'immigrato è terminato con violenze contro gli agenti e distruzioni nella piazza convocata dal sindaco Lepore del PD. Sempre la prima pagina del quotidiano Libero con la videoprovocazione di Vannacci. L'avete vista sui social? Allora vi dico la verità, io mi è apparsa ma non l'ho guardata, sono un deficiente perché queste cose romane mi sono sempre state sulle balle, vi dico la verità, mi blocco davanti a quello lì pollice verso, il Colosseo, io sono rimasto indietro, sai quel manifestino dei giovani padani con il Colosseo che bruciava, mi è rimasta questa roba qua, io non le guardo queste cose, invece a quanto pare adesso è diventato di moda il video di Vannacci fatto con l'intelligenza artificiale che mostra Vannacci imperatore, ma soprattutto giù pronti a essere sbranati dalle bestie i leader della sinistra. Ah! E questo ha fatto arrabbiare moltissimo chiaramente i leader della sinistra. Ve lo racconto subito? No, aspetto. Intanto c'è un trafilettino piccino picciò, ma c'è in prima pagina sul Libero. Fa impressione il fatto che Vannacci, imperatore, non so cosa fosse in questo video, sia seduto di fianco alla Meloni. Già. E c'è anche il presidente del Senato, La Russa, di fianco. E chi manca? Manca Matteo Salvini. E non lo so che cosa voglia dire questa cosa, e non lo so, e lo dico ancora una volta, non lo so. Avanti, ve ne leggo un'altra prima pagina, no, entriamo all'interno perché vi faccio vedere un attimo come viene imbastito un quotidiano di centrodestra o di destra, come ci chiamano quelli di sinistra, perché tutto quello che non è di sinistra è di destra ed è fascista. Pagina 2 di Libero. La testimone del caso Fakir. Gli agenti molto pazienti, virgolettato. Le divise iscritte dai PM nel registro separato, sapete che adesso c'è un registro separato per capire chi è stato, cosa è successo, eccetera. Una residente racconta: il marocchino era fuori di sé, allontanava le forze dell'ordine. Il ministro Piantedosi fiducia nella procura. Subito Elena Giuliani, la sorella di Carlo Giuliani, ieri al presidio, convocato in piazza Alimonda a 25 anni di distanza da quei fatti, il G8 e tutto quello che è successo, ucciso come Carlo, dice Elena Giuliani. Un po' più in basso, la sinistra delira.
uguale a Floyd, deriva pericolosa. Il Pidino Scotto dice un omicidio, il Viminale spieghi. Ilaria Salis, stiamo scivolando verso l'AIS, lice americana. AVS vuol vietare alla polizia di mobilizzare i violenti. Questa è stupenda, eh? I violenti li lasciamo fare. Scusi, può smettere? Io sono sempre per il taser, perdonami, sì, in certe zone lo tengono chiuso negli armadi, a Monza mi pare, la Lega l'ha fatto comprare tanti anni fa, il comune lo tiene chiuso negli armadi, è vera questa cosa? Ma scusami, pensa un attimino, questo poveraccio, se li sparavi anche col taser, ma moriva subito, immediatamente, almeno ha aspettato qualche minuto in più. Ragazzi, stiamo sparando cazzate, però in qualche modo bisogna fermarlo, il tipo problematico. Come lo fermiamo? Con la camicia di forza. I vecchi metodi. Mi date qualche altra idea? Questa è una rassegna stampa spiritosa, ma questo è veramente spirito macabro. Scrivetemi 340 6709 659, mentre Bignami dice: sono allergici alla sicurezza di tutti noi. Che fare sul fronte sicurezza? Ci date delle idee? Sta facendo troppo poco questo governo? La Lega, che ha proposto questi emendamenti potenti, ad esempio sulla legittima difesa, sul fatto che, e qui siamo tutti d'accordo, ritornando al caso dell'orefice Roggero, i ladri, qualunque fine facciano, non devono aver diritto a nessun risarcimento. Mi pare che su questo dovremmo essere tutti d'accordo. Mi dite qualcosa? 340 6709 659, io vi porto a pagina 3, sempre su Libero. Bottigliate e bombe carta, caccia rossa ai poliziotti. Ma chi era questo fakir? Arresti per droga e lesioni, raffica di precedenti per il morto di Bologna. Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, morto dopo l'intervento della polizia domenica pomeriggio al quartiere Pilastro di Bologna. Il 42enne era stato condannato a 4 mesi e 3 mesi per detenzione di droga e spaccio. Sappiamo che nel Pilastro accade facilmente, Salvini docet, ma nel 2006 evase dai domiciliari. Nel 2019 venne fermato per resistenza e nel 2022 per lesioni. Illegale protesta, questa è una rivelazione di segreti d'ufficio. Ci dispiace, ma è scritto sul giornale, io lo leggo. La famiglia del marocchino dice una frase che mi è rimasta impressa: vogliamo giustizia, e su questo siamo d'accordo, ma anche vogliamo vendetta. Ecco il termine che nel bene o nel male siamo costretti ad affrontare in queste settimane, parlando anche del gioielliere, ragazzi, che ha rincorso i ladri sparandogli alle spalle. La possiamo chiamare vendetta? Ne abbiamo parlato molto in queste settimane e moltissimo ci state scrivendo ancora su questo argomento al 340 6709 659. La ciccia della situazione è che non è vendetta, ma mettiamoci noi nei panni di chi ha subito quello che ha subito Roggero. Che cosa avreste fatto voi? Non avreste rincorso i ladri? Sì, ma se li rincorri e magari hanno in mano anche la pistola, forse è meglio sparargli? Punto di domanda. Dove sta l'errore, se mai errore ci sia stato? 340 6709 659. La legge che la Lega vuole portare avanti è che tutto questo sia permesso, quindi rincorrere il ladro e sparargli. È una cosa giusta secondo voi? È troppo poco? È troppo tanto? Altrimenti come la mettiamo? Lasciate scappare i ladri, magari che hanno sequestrato vostra figlia o vostra moglie, e nel casino uno non se ne accorge. Li lasciate andare? 340 6709 659. Lo so, sto eccitando i toni, d'altronde è un periodaccio, ragazzi, per la cronaca, per la sicurezza,
e casualmente, ma è solo un caso, l'anno prossimo si va al voto e chi governerà e potrà decidere queste cose, oppure potrà scegliere di non fare assolutamente nulla, di dire poverini, lasciamoli fare, i ladri vanno risarciti se si fanno male. Siamo a questo punto? Giro la pagina, siamo sempre su Libero, poi vi passo anche su Repubblica e sulla Stampa, non pensate che io sia qui a fare la radio della Lega o del centrodestra, no, no, no! La procura sequestra 50.000 euro al gioielliere e ai parenti dei ladri ne andranno 480.000. A proposito di Roggero, non è ben chiaro quanti soldi li stiano sequestrando e soprattutto perché c'è qualcuno che dice che lui non abbia dato ancora nessun soldo ai poveri parenti, perché sicuramente saranno stati poveri, qualcuno lo sta scrivendo sul Corriere, poverini, dei poveri anche loro malviventi. I fondi a garanzia delle spese di giustizia confiscati su un conto tunisino. La moglie fa visita in carcere al negoziante insieme alle 4 figlie. L'ho trovato bene. La gioielleria verrà riaperta nei prossimi giorni, ma ci serve sicurezza. Paginone a pagina 6 di Libero, con Musk che entra in argomento. Ieri Musk, il miliardario, ha dichiarato condanna folle. Musk sta con Mario. Il fondatore di Tesla interviene su X prendendo le parti dell'orefice e attaccando i giudici. Da Salvini a Open Arms non è la prima volta che il magnate dice la sua sulle vicende italiane. Pagina 7, altre idee, con l'intervento del giudice De Gioia, che è magistrato della Corte d'Appello di Roma. Scrive: ecco come Roggero può ottenere subito i domiciliari. Intervistato nella trasmissione 10 minuti, dice: dopo i 70 anni si possono chiedere immediatamente gli arresti domiciliari. Il nodo è la Cassazione, che ha recentemente inserito l'omicidio nei reati ostativi. Ma con una semplice norma, puntini puntini, potrebbe ritornare a casa. Altra segnalazione, e qui ci vuole silenzio perché questa è passata molto sotto traccia. Estrae coltello davanti ai vigili con la scritta Allah Akbar, marocchino in manette. Questa non è passata come notizia e non c'entra niente con Fakir, con Roggero. Si è presentato al comando di polizia locale di Baranzate, Milano, e ha estratto un coltello da cucina con lama della lunghezza di 20 centimetri. Brandendolo in aria ha minacciato i presenti. Sono così intervenuti i carabinieri della tenenza di Bollate che lo hanno bloccato e disarmato senza che opponesse resistenza. Sul coltello che è stato sequestrato era riportata con pennarello indelebile la scritta Allah Akbar.
Sammy, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia. E li hanno ammazzato questi qua. Come quelli lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega. Grazie Mustafa, ti amiamo Mustafa, storico ascoltatore ancora di Radio Padania Libera. Capite che questo è innamorato di me e io di lui, perché abbiamo bisogno di persone come lui che ci raccontano un'altra verità e che capiamo un attimo la verità vera dove sta. Questa radio è un laboratorio politico, cerchiamo di capire dove stiamo andando dalla parte giusta, stiamo sbagliando tutto? Scrivetemi 340 6709 659. Ringraziando Mustafa, ma ho decine e decine di messaggi già arrivati questa mattina, addirittura durante la notte. Buongiorno, questo l'ha scritto a mezzanotte e un minuto. Ho assistito a Zona Bianca perché c'era Toccalini, ma il conduttore, anche se non è un sinistroide, è spudoratamente contro la Lega. Zona Bianca, Rete 4. Avrete notato quando quel verme romano con la bava alla bocca ha accusato Salvini di aver fatto una legge sbagliata allora e ora la vuole correggere. E quando Toccalini voleva spiegare che la legge della Lega nel 2019 era molto più restrittiva, ma il governo successivo giallo-rosso l'ha modificata, il serpente conduttore non ha permesso a Toccalini di spiegarglielo, gli ha tolto la parola. Ci vuole in questi talk show da strapazzo un Riccardo Molinari, non ce n'è per nessuno. Quello che deve dire gliele canta con calma, ma gliele canta. Così ci scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, nel cuore della notte. Tremendo. Ieri è stato il giorno più caldo da 10.000 anni a questa parte. Giuro, è stato il più caldo veramente. Erminio, in che senso, scusa? Intanto mi pare che stia arrivando qualche temporalino al nord con la T. Mi fate sapere, cari ascoltatori? L'Islam non serve agli occidentali e quelli che pensano di sfangarla, tipo convertiti all'Islam, certa magistratura che si sente unta dal signore e sinistra conniventi, saranno i primi a essere eliminati fisicamente in quanto infedeli, ci scrive un ottimista ascoltatore. Bravi, fate sentire questa feccia. Remigrazione. Propongo secessione dalle regioni rosse, restino pure con le amate risorse, scrive Mauro da Cermenate. Mauro, ti ho fatto scaldare con l'amico ascoltatore marocchino, penso sia marocchino, sì, marocchino, ma ripeto, è anche una persona che lavora onestamente, uno dei pochi, scherzo io, però diciamo che ha le sue idee, cioè dietro questa onestà, questo lavorare onestamente, si nasconde un odio pazzesco verso gli italiani e verso le leggi italiane. Magari ho capito male, Mustafa, nel caso puoi tranquillamente riscrivermi, ma questo coglione beduino che parla a vanvera lo sa che in Svizzera il carburante con il cambio costa 30 centesimi in più? Che vada al suo paese di merda a criticare. No, prendiamo le distanze dalle parolacce. Non ci bastavano i sinistroidi, si aggiungono pure i beduini? Urge remigrazione di massa, citizen vigilante, ci scrive Dani da Como, che a quanto pare ha visto quel film censurato in tutta Europa che Sammy Varin in queste settimane vi sta facendo avere. Se me lo richiedete al 340 6709 659, un film certamente da non imitare, perché c'è qualcuno che fa la famosa vendetta davanti a persone straniere che fanno il bello e cattivo tempo compiendo reati gravissimi, si vendica. E ripeto, è sempre lì quel termine, vendetta, un termine che a me non piace, non riesco ad abituarmici. Che cosa sta succedendo? C'è davvero bisogno di vendetta o un po' più di giustizia? Ma la giustizia la deve fare lo Stato e allora è importante forse fare delle leggi più cattive
E la sinistra però ci dice: ma voi pensate solo a fare nuove leggi, basta fare nuove leggi. Scrivetemi il vostro pensiero. 340 6709 659. Enzo, buongiorno Sammy, la sinistra semina solo odio nelle piazze per mettere il governo in difficoltà e si attacca alla feccia per tornare al potere, ma non ci riusciranno. La gente ha capito il loro stalinista giuoco. E ancora, dei Maranza e di Gaza non ce ne frega niente. Noi vogliamo stare bene qua in Italia. Cosa aspettano ad abbassare le accise sulla benzina in modo definitivo? Ci scrive Silvio da Torino. E devo dire, Silvio, in questo caso sei d'accordo con Mustafa, perché alla fine del suo discorsetto, che vi farò ascoltare ancora, se mi avete acceso in ritardo, dice proprio questo. Guardando il servizio del TG2 sulla vicenda di Bologna mi ha colpito lo sguardo di puro odio della sorella del marocchino, mentre guardando verso la telecamera urlava: lo hanno ammazzato. Vero, questo è il claim, lo hanno ammazzato. E per questo il sindaco Lepore ha chiamato un fracco di gente in piazza ieri a Bologna, perché si è sparso questo claim. Magari non lo ha detto lui, ma qualcun altro lo ha ripetuto molte volte. E poi ha detto anche vendetta, questa signora. Dove era lei mentre suo fratello dava i numeri? Cosa ha fatto per calmarlo? Come fa a essere sicura che è morto per colpa dei poliziotti e non per un malore letale? Perché i soccorsi sono stati allertati da altri e non da lei? Ci scrive Marco. Ripeto, ragazzi, siamo soltanto all'inizio, quindi non si può dare la colpa a nessuno. Non è giusto dare la colpa a qualcuno proprio in questo momento. Dovevamo aspettare un attimino e qualcuno non ha voluto aspettare e adesso si è scaldata l'atmosfera. È vero. Ha ragione, l'unico che ha ragione forse è Pierluigi. Se anche Lepore, il sindaco di Bologna, ascoltasse la rassegna stampa di Sammy Varin, nella sua città ieri non ci sarebbe stato sto casin. Grazie Pierluigi, gentilissimo, così gentile che mi rituffo sui quotidiani oggi in edicola, ma tranquilli, continuate a scrivermi, perché io ogni mezz'ora leggo i vostri messaggi. È una rassegna stampa completamente fuori, non ne troverete un'altra così, abbiate pazienza, ma se cercate qualcosa di diverso, grande come l'universo, lo avete trovato. Ancora sul quotidiano Libero, ma poi vi prometto La Stampa, e anche Repubblica se fate i bravi. Dicevamo, la notizia è che ha estratto il coltello davanti ai vigili con la scritta sul coltello Allah Akbar, al comando di polizia locale di Baranzate Milano. Chiaramente era matto pure lui, di sicuro, e sono tutti matti questi. Vado a pagina 9 perché la pagina 9 è tutta dedicata al generale Vannacci, che d'altronde è il traditore Vannacci, ma è tra virgolette, ormai lo amiamo, siamo pronti ad allearci, faremo qualunque cosa per lui. A pagina 9 e il traditor Vannacci dice alla Meloni: alleati sì, ma con un patto scritto. Vuole un patto scritto perché non c'è mica da fidarsi della Meloni, capito? Lui è una persona seria e quindi meglio fare un patto scritto. Boh. Futuro Nazionale non vuole fare la ruota di scorta del centrodestra, scrive Pietro Senaldi, e sogna la doppia cifra alle elezioni. Ma io sono certo che ci arriva la doppia cifra, ragazzi. Sono le novità che piacciono agli italiani, ma soprattutto Vannacci parla bene, è in gamba. C'è da fidarsi di lui? Ma facciamo un patto scritto, direi. Facciamolo, ma mica per lui, perché lui non si fida della Meloni. Politica e propaganda, anzi slopaganda. Slopaganda è nuovo, neologismo con cui vengono diffusi video falsi creati allo scopo di manipolare l'opinione pubblica. Da una parte quel fake che sta girando, lo vedrete sicuramente su Facebook, su YouTube, anche in televisione ormai lo fanno vedere, è il video nel quale Roberto Vannacci condanna a morte i leader della sinistra. È ambientato nell'antica Roma ed è l'unico motivo per cui io veramente non l'ho guardato, perché cioè solo pensare a sta roba dell'antica Roma, il romani, e io rifuggo da questa cosa. Io vedo ancora il manifestino dei giovani padani dei tempi Colosseo
che brucia, Roma in fiamme, Milano capitale, ve lo ricordate? Chiaramente era una buffonata, uno scherzo, cioè, ma non siamo d'accordo, prendiamo le distanze a distanza di 20 anni, sì, però sono fermo lì e quando sento qualcuno parlare in romanesco e quando mi compare l'antica Roma, pollice verso, eccetera, ma io mi giro dall'altra parte, ma non mi interessa questa cosa. Vabbè, comunque ve lo sorbirete questo video perché adesso è scoppiata la polemica. Quindi, da una parte questo fake in cui Vannacci, ma c'è anche la Meloni, c'è anche il Presidente del Senato, manca però Salvini, condanna a morte i leader della sinistra e li fa mangiare dai leoni, ma non si vede, non si vede. Dall'altra parte ci sono le mosse strategiche del leader di Futuro Nazionale che continua a gettare le basi di un possibile accordo con le forze dell'attuale maggioranza. Futuro Nazionale appartiene all'area della destra, ma non farà la ruota di scorta, dice Vannacci. In caso di alleanza chiederei un accordo di programma scritto, pubblico, verificabile e con tempi precisi di realizzazione, dichiara Vannacci, come a dire noi questo siamo e restiamo, prendere o lasciare. Si tratta di un'offerta condizionata, di un'apertura, e non è la prima, scrive Senaldi su Libero, che nella testa del generale si basa su due capisaldi: l'intesa sul cosa c'è da fare e l'assetto politico per realizzarlo. Sotto l'aspetto contenutistico, i punti da sottoscrivere su cui Futuro Nazionale non transige sono le 4 linee rosse invalicabili del partito: sicurezza e tolleranza zero, remigrazione, revisione delle politiche ambientali, difesa dell'identità e della sovranità italiana, con primato del perseguimento dell'interesse nazionale. In linea di massima tutti i principi compatibili con l'attuale maggioranza. Resta il nodo Ucraina, con il generale che chiede un cambio di linea con l'identificazione di obiettivi raggiungibili e cessazione del finanziamento a Kiev in armi e denaro senza una precisa strategia. Non quindi una resa a Vladimir Putin, e qui la chiave, sostengono i fedelissimi di Vannacci, sta nella valutazione di quale sarà nel dato momento la preminenza dell'interesse nazionale, concetto che è caposaldo anche della politica di Fratelli d'Italia. La scommessa è che ci sarà una convergenza naturale di visioni. E qua mi fermo, ma l'articolo di Pietro Senaldi prosegue e insomma ormai l'abbiamo capito tutti, anche perché se vogliamo vincere le elezioni l'anno prossimo ed eleggere ulteriormente avanti il Presidente della Repubblica ci vuole un Parlamento di centrodestra. Quindi vogliamo, lo amiamo, Vannacci alleato, anche se gran parte del suo programma è identico a quello della Lega. Lo possiamo dire ad alta voce? Eccolo qua, il video virale sui social del generale imperatore fa impazzire la sinistra. Siamo su Libero, ma tutti i quotidiani oggi una pubblicità della miseria per Robertus Vannaccius. Mi sto grattando, ti giuro, cioè solo ste menote, madonna mia! Tornasse la secessione, sto scherzando, vabbè, Robertus Vannaccius è l'alter ego romano di Vannacci. Che cazzo me ne frega di leggere ste cose, ma perché? Nell'ultima clip generata con l'intelligenza artificiale condanna a morte l'opposizione che reagisce sbroccando. Guarda le immagini, scusami, io sono in diretta sulla radio, ma siamo anche in TV, sui social, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, la pagina Facebook e il canale YouTube di Radio Libertà, siamo in diretta video sul sito radiolibertà.net, sull'applicazione di Radio Libertà che potete scaricare sull'App Store, ok? Queste le immagini, ragazzi, C'è Vannaccius, c'è la Melona e c'è il presidente del Senato, la Russa, ribadisco e disco riba, manca Salvini e mi chiedo perché. Per me è un bene, perché Vannacci tra tutti sti romanacci, cioè scusa, Salvini con sti Vannacci romanacci non c'entra niente. Vabbè, paginone con Lorenzo Cafarchio, ve ne leggo
qualche riga perché mi viene da vomitare. Libero spazio all'intelligenza artificiale. La pagina Instagram Robertus Vannaccius ha aperto i battenti il 10 luglio e ha prodotto una serie di video in cui il generale appare con le sembianze di un imperatore. Siamo tra il trash e il remake di SPQR 2000 e mezzo anni fa con De Sica e Boldi. Nei primi spezzoni realizzati con Grok, Vannacci, rivisto con l'intelligenza artificiale, attraversa le parole d'ordine di Futuro Nazionale, non prima che l'imperatrice Meloni chieda l'intervento del generale. E allora via con la Virtus, con l'Identitas, con la Traditiones, con l'Amor, con la Libertas. Così arriviamo a ieri, quando il profilo ufficiale di Roberto Vannacci ha deciso di condividere l'ultima creazione. Ci sono tutti nella mucchiata. Vannacci è in compagnia di Giorgia Meloni, di Ignazio La Russa e della moglie Camelia, che mostra il dito medio agli oppositori politici al centro dell'arena. Sono sulla sabbia in attesa del proprio destino, mentre un leone e Giuseppe Barboni ruggiscono per fare giustizia. Elly Schlein e Giuseppe Conte, con le vesti rosse, sono legati al centro dell'anfiteatro. A fianco a loro, anch'essi avvolti da una corda, Romano Prodi, che pare Dustin Hoffman, e Laura Boldrini senza la mano destra, persa nella bocca della verità. La folla invoca Giuseppus Barbonis, alfiere del Lux Maxing, menzionando i rapper Gleason e Hammond, non so cosa sto dicendo, che con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato, citazione di Vannacci a Pescara rivolta ai suoi contestatori, è pronto a scatenare l'inferno. Mentre tra il pubblico contriti guardano l'esecuzione Mario Draghi, Roberto Speranza e Beatrice Lorenzin. Nelle prime 8 ore il video ha registrato più di 600.000 visualizzazioni e 26.000 mi piace, e i commenti sono un florilegio di insulti. E anche l'opposizione non è da meno. T'ho detto, l'hanno visto tutti tranne il sottoscritto Sammy Varin. Perdonatemi, non ce l'ho fatta. Guardatevelo se vi piace questa nenia romana. Sono a pagina 11 dopo tutte ste menate su Vannacci, e va bene, certo, lo avremo, anche se praticamente è la copia della Lega. Lui dice che siamo noi che abbiamo copiato da lui. Ma è da 20 anni, 30 anni che c'è la Lega, cioè adesso com'è possibile? Si parla di autonomia, oh per favore, c'è un riquadrone, santa polenta, meno male, grazie Libero, autonomia, il campo largo invoca la rivolta del Sud. Capisci che non ce la vogliono far fare questi, l'autonomia? Cioè è meglio pregare il zio Zes, il dio Zes, preghiamo, senza soldi toglieremo un po' di burocrazia nelle regioni del nord, preghiamo il dio Zes. Per l'autonomia ce la stanno bloccando in tutti i modi, ragazzi. C'è un eroe che si chiama Calderoli che la sta portando ugualmente avanti, ma ragazzi, questi non la vogliono. Hanno capito che dare la possibilità al nord di funzionare meglio è una roba che non si può fare. Devono vedere il nord piangere. Il PIL del sud deve continuare a crescere grazie alle iniezioni frin-fron di piccioli, certo, europei e non. Autonomia, il campo largo invoca la rivolta del sud, ne parla solo il quotidiano Libero quest'oggi. In Parlamento le preintese con le regioni del nord. PD, 5 Stelle e AVS non ci stanno. Ieri è andata in scena alle Camere. Oggi ne parliamo comunque di autonomia. Quando è che ne parliamo? Alle 8:45 con Igor Iezzi avremo modo di riavvolgere il nastro. Ieri è andata in scena alla Camera la discussione generale sulle relazioni della Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Interni sugli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto
per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. All'ordine del giorno protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, ma anche tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ma ogni volta che spunta il tema autonomia, a sinistra partono le barricate. In aula è stata Alleanza Verdi e Sinistra a protestare maggiormente per i testi delle preintese stabilite con il governo da 4 regioni guidate dalla destra, i cui presidenti non hanno neanche avuto il buon gusto di chiedere testi specifici, calati nelle loro particolarità territoriali. I testi sottoposti al Parlamento infatti sono letteralmente identici tra loro, alla faccia dell'autonomia e della vocazione di ciascun territorio. Oppure dobbiamo pensare e temere che la contiguità territoriale delle 4 regioni del nord e le intese fotocopia disegnino quelle che i primi leghisti sognavano, la Padania. Queste sono le parole del deputato di AVS Filiberto Zaratti. Buongiorno. Ma il fronte rosso antiautonomista non è solo in Parlamento. A scagliarsi contro la norma è stato il governatore della Puglia Antonio De Caro, che ha annunciato che faremo sicuramente ricorso alla Corte Costituzionale, auspicando che lo faccia anche la Campania e che lo faranno le altre regioni del sud. Anche il governatore della Campania Fico ha attaccato l'autonomia. Da presidente di una regione mi sento di dire che non è questa la strada, non è quella di un regionalismo che vede un territorio andare avanti a discapito di un altro. La regione Campania assumerà qualsiasi iniziativa affinché anche nelle sedi giurisdizionali competenti sia interrotto questo percorso di divisione del nostro paese. Serve un fronte comune tra coloro che condividono una visione sana del regionalismo italiano orientata alla tutela dei diritti fondamentali delle persone. Dopo la sequela di attacchi della sinistra, il ministro Roberto Calderoli ha messo un punto alla faccenda. Alla Camera si parla di autonomia ed è l'occasione migliore per fare alcune precisazioni sulle opportunità della riforma, sulle fake news che vengono diffuse senza ritegno e soprattutto sui divari di questo paese con numeri alla mano. Ha scritto sui social, cercate Roberto Calderoli su Facebook ad esempio. Poi ha precisato: il governo intende procedere alla predisposizione di un singolo disegno di legge per ogni regione, corredandolo di 2 allegati con gli schemi d'intesa riferiti alla materia tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica e alle materie non livelli essenziali delle prestazioni. Ciapala lì. Oggi ne parla il quotidiano Libero e ringraziamo il signore in questo caso il direttore di Libero. Cambiamo argomento. Burnham diventa premier per tassare gli inglesi, scrive a pagina 16 Libero. Il laburista promette subito misure locali e flessibilità. Ora sono a rischio il debito pubblico e i titoli di Stato, così l'estero, ma poi c'è anche il Mar Rosso che si potrebbe infiammare da un momento all'altro, non solo Hormuz. Adesso gli Houthi dello Yemen attuano un blocco navale contro l'Arabia Saudita. Trump avverte Teheran: pagherete molte volte l'uccisione di americani, quindi nuove minacce alla navigazione. Chiaramente, signori, vediamo come sta aumentando benzina e diesel alla stragrande e si comincia anche a chiedere che il governo faccia qualche cosa. Potrà fare qualche cosa? Punto di domanda. L'Italia delle baby gang. Armi, droga e violenza web, oltre 500 arresti. È chiaro che con quello che è successo a Bologna e questa notizia quasi non esiste sui quotidiani. I controlli della polizia sono stati quasi 200.000 in 44 province, scrive Libero a pagina 18, denunciati in 954, più di 700 kg di stupefacenti e identificati almeno 1 migliaia di profili inneggianti all'odio. È il caso forse di acquistarlo? Quest'oggi il quotidiano Libero, che mette anche un'altra notizia terribile, e in questo caso uno dice forse c'è stata una punizione divina. Assolutamente no, non si punisce nessuno con la morte. Il titolare della ditta dove morì Luana
perde la vita travolto in bici da un anno. Scusa, da un'auto. Ricorderete, era morta succhiata da un macchinario manomesso. Fu una tragedia che fece enorme impressione, la morte di Luana Dorazio, avvenuta il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile in cui l'operaia 22enne lavorava alle porte di Prato. Fu accertato che venne provocata da un macchinario manomesso per accelerare la produzione. L'azienda era intestata a Luana Coppini, ma chi era l'amministratore di fatto era invece il marito, Daniele Faggi, che tecnicamente era assunto come dipendente. Per la vicenda Faggi patteggiò una pena di 1 anno e 6 mesi con la condizionale, mentre la moglie fu condannata a 2 anni sempre con la condizionale. Bene, il titolare della ditta dove morì Luana ha perso la vita travolto da un'auto mentre andava in bicicletta. Giro di nuovo la pagina, ultima segnalazione o quasi dal quotidiano Libero, una cosa bellissima, certo, che ci riporta all'amore verso i nostri amici animali e a qualche problematica sul fronte degli animali selvatici. La legge sulla caccia, voluta tanto dalla Lega e dal centrodestra, è frenata da chiunque, non va bene niente di quello che fa questo governo, ma leggete a pagina 19 il sacrificio per amore del cane che ha salvato il padroncino dal lupo. Una storia dalla Versilia che pare una fiaba. Destiny, meticcia di 7 anni, ha lottato con questo grosso predatore, un lupo, per evitare che assalisse il bimbo di 2 anni con cui stava giocando nel giardino di casa. Una bellissima ma drammatica storia raccontata da Claudia Osmetti, quest'oggi a pagina 19 di Libero, che mette anche il trafiletto di fianco. Sorpresa, in Appennino orsi marsicani in aumento. Oh, bellissima sorpresa, così come quella dei lupi. Secondo me l'animale più bello che esista è il lupo, però quando te lo ritrovi sotto casa che ti vuole mangiare il bambino, che ne facciamo? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni, ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sammy, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia. E li hanno ammazzato questi qua. Come quello lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega e questi qua, Miloni, Vannacci, tutti questi qua che buttano sempre benzina sul fuoco. Per arrivare al potere usano solo stranieri, non hanno niente a dare agli italiani e all'Italia. Allora cosa fanno? Tirano fuori sempre stranieri, queste cose qua. Guarda, come adesso il benzina a 2,13 euro, sto vedendo adesso il gasolio, diesel 213 qua, a Malpensa. Qua. E tutti questi qua, tutte le cose care in Italia, voi parlate di questo gioielliero che ha ammazzato persone, che Salvini è andato a trovarli 2 volte in 3 giorni in galera. In due volte in 3 giorni non vai che a trovare i suoi genitori. Vergogna, voi siete la vergogna d'Italia, la vergogna d'Europa, la vergogna dell'umanità, voi la Lega. Benino, diciamo, questo è ciò che pensa di noi Mustafa e forse anche di parecchi di voi. 340670969, siamo perfettamente sulla notizia, quindi l'avete capito, ha fatto capolino è dir poco, su tutti i quotidiani. Tu volevi la canzone, hai ragione, adesso la mandiamo. Ha fatto capolino questa notizia pazzesca, un po' troppo anticipata rispetto a ciò che effettivamente potrebbe essere. Non sappiamo cos'è successo, ma la notizia c'è: la morte di questo fakir. Di cosa è morto? Perché è morto? Siamo qui ad aspettare. Certo, nel frattempo la polemica divampa, si incita la piazza, e questo parallelamente a ciò che è avvenuto, ormai lo sappiamo, all'orefice Roggero. Di questo e d'altro, ma vi prometto anche d'altro, se ne parlerà tra pochissimo su Radio Libertà. Il tempo della canzone indipendente di una splendida versione jazz per Edoardo De Crescenzo di Quando l'amore se ne va. Quando l'amore se ne va, ti senti fragile, un vuoto a perdere, assurdo, bastardo, un cane che neanche il padrone vuole più.
quando l'amore se ne va, devi decidere, morire o vivere, o far finta di niente, fatti più in là, quando l'amore se ne va. Non ce la fa la farfalla contro il vento, come potrà resistere se pioverà? Ogni goccia è il suo tormento e su dall'alto giù sull'asfalto, quando l'amore se ne va, non lo rincorrere, sarebbe inutile, non vede, non sente, cuore non ha, l'amore quando se ne va. Ce la fa la farfalla contro il vento e come potrà resistere se pioverà? Ogni goccia è il suo tormento su dall'alto sull'asfalto, quando l'amore se ne va. Guarda Sammy, non è vero che è scaffeggiato, tu hai detto la macchina, i testimoni sul video, non niente, hanno sentito parlare con non italiano, hanno chiamato scusa. E io abito sotto qua, sono l'unico straniero che abito qua in questo palazzo da dolci qua, l'unico, sono tutti italiani, fanno casino tutta settimana, soprattutto sabato e domenica. Fanno il coso lì, portano barbecue, fanno fumo, maiali, tutti questi qua. Io abito al terzo piano, non ho mai detto niente in 13 anni che abito di là. Parcheggiano la macchina sul mio posto, faccio finta di niente, lascia stare così. Scusa, non dà diritto alla polizia, al poliziotto, capito, di ammassare una persona. C'è la legge in questo paese, questo è un paese democratico, c'è la legge. Poi... Siamo tornati ai tempi di Radio Padania Libera, interessante. Questi alcuni messaggi che mi stanno arrivando al 340-6709-659 e da parte di immigrati che magari lavorano anche onestamente nel nostro paese e che dicono che sono loro che devono soggiacere agli italiani che comandano, che fanno il bello e cattivo tempo, un po' come fa la polizia qui in Italia, peggio dell'ICE, dell'AIS. Leggiamo anche qualche vostro messaggio WhatsApp, 340-6709-659. Sammy Varin sta facendo una radio che nessuno sta facendo su altri canali, perché non lo possono fare, certo, perché hanno degli editori che chiaramente dicono no, questa cosa non la puoi dire assolutamente. Sammy, quando mi capita di accendere TV o certe radio, mi viene automatico di far partire la canzone
Carabiniere Spara, tu sei l'unico ascoltabile. Grazie, io, il Cardinal Cainarca e il nostro Antonino Danna la sera, certo, facciamo una radio diversa e la canzone Carabiniere Spara è un pezzo potentissimo, un modo di dire forse che però, puntini. Ma noi il petrolio non lo importiamo dalla Libia? Quando ci viene e quanto ci viene dallo stretto di Hormuz? L'Eni in Africa a chi lo vende? Quante domande! Quanta speculazione c'è sui carburanti? Aspettiamo che Mr. Prezzi ci faccia sapere qualcosa. Mr. Prezzi! Potrebbe essere stato lo spray al peperoncino a soffocare quel nordafricano arrestato? Questi devono capire che quando la polizia li ferma non devi fare il matto, devi stare fermo e tranquillo. Sì, qua mi ergo a difesa, questo poveraccio che è morto aveva probabilmente una crisi psicologica, quindi gli andava fatto un TSO, andava portato subito via. Non si usa più la camicia di forza, io non ne capisco niente purtroppo, però qualcuno ha sbagliato, staremo a vedere. Intanto però non chiami una piazza pronta a rivoltarsi alle forze dell'ordine. Lepore condanni subito i fatti di ieri a Bologna e si dimetta. Io sono nato lì, non mi sembra più la mia città, scrive Michele, che ci fa anche un audio, ascoltiamolo sul cursore. Buongiorno Sammy, scrivo da Ravenna. Io stimo e rispetto Matteo Salvini, però sinceramente sto ancora aspettando la mia flat tax a 100.000 euro e l'abolizione del superbollo. Come la mettiamo? Come la mettiamo? È che quando sei in coalizione ti devi chinare a chi ha più voti di te. Questa è la verità. Devi chiedere il famoso potere assoluto. Magari mezza idea ce l'avevamo. L'errore di Roggero è stato quello di non avere una preparazione. Avere un'arma non basta, bisogna conoscere e addestrarsi alle situazioni in cui uno dovrebbe usarla. Poi io sono con Roggero tutta la vita, ma con una preparazione fisica e mentale avrebbe agito in modo differente, ci scrive Roberto. Ok, vi sto aizzando io in questo momento, ragazzi. Decine di messaggi al 34067096659. Prometto che li leggo tutti. Non esco di qui se non li ho letti tutti. Sapete che io sono in onda fino alle 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, ok? Mi tuffo su un altro quotidiano, abbandono libero, ma giustamente per par condicio vi faccio vedere che cosa scrive il quotidiano La Stampa, che tu dici, ma è meno di sinistra rispetto a un tempo, puoi fare di meglio. Volete Repubblica? Vi faccio vedere prima Repubblica. Fakir, piazza per la verità. Guarda, Repubblica, una piazza strapiena, un casino della miseria. È stata calma fino a un certo punto, verso sera hanno cominciato ad attaccare la polizia. A Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote, dignità, no all'odio. Ma qualcuno aveva parlato anche di vendetta? Su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale, scrive in prima pagina il quotidiano Repubblica. Entro subito all'interno, pagina 2, verità e dignità, no all'odio, l'appello della nipote di Fakir, scontri alla manifestazione. Yusra parla in piazza tra gli applausi, malore per la sorella della vittima dopo un'ora di tensione, lacrimogeni e feriti. Salvini, il sindaco avvelena il clima. Zuppi, sbagliato strumentalizzare. A destra la difesa dei poliziotti. I Dem chiedono un'informativa urgente di Piantedosi. Il ministro no a pregiudizi. La sinistra chiede verità e giustizia per Fakir. La destra fa scudo attorno ai due poliziotti che hanno condotto l'arresto di Bologna, finito in tragedia, e per bocca del vice premier Matteo Salvini attacca il sindaco Matteo Lepore. La piazza che ha convocato avvelena il clima. Dopo Ilaria Cucchi, AVS Riccardo Maggi più Europa, adesso il PD annuncia Deborah Serracchiani, chiede un'informativa urgente del ministro Piantedosi perché verifichi in fretta l'esatta ricostruzione della responsabilità.
Ma il titolare dell'Interno replica: chi usa pregiudizi su questa vicenda non si fida di polizia e PM. In un contesto ad altissima tensione, l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi a intervenire: prego affinché non prevalga l'odio e la strumentalizzazione. Poi si prosegue, siamo naturalmente sul quotidiano Repubblica. Rai, scoppia la polemica al TGR perché la notizia non è mai stata data al telegiornale. La direzione assicura nessuna censura, protestano i CDR col PD, 5 Stelle e AVS, 3 consiglieri chiedono a Rossi di riferire, cioè nel TGR regionale non sarebbe stata data come volevano loro la notizia. Ma vi ho portato su Repubblica per un buon motivo: c'è il vostro amato sindaco, di voi bolognesi naturalmente, Lepore, intervista a pagina 3. La città è ferita, ma ci fidiamo dello Stato? Non ci è sembrato. Non si può morire così. Quando Yusra, la nipote di Abderrahim Fakir, conclude il suo discorso dopo averla ascoltata mentre diceva a migliaia di bolognesi non siamo qui per chiedere odio o vendetta, l'esatto contrario che ha detto qualcun altro, il sindaco di Bologna Matteo Lepore la stringe a sé e non la lascerebbe più, come una figlia a cui far sentire che in quel dolore non è sola. Sindaco, che effetto le ha fatto vedere la piazza affollata a ascoltare il grido di Yusra? Provo molta gratitudine, dice Lepore. Yusra con grande coraggio ha parlato davanti a una piazza gremita chiedendo rispetto, verità, giustizia, non vendetta, si specifica. È stato molto importante. Mi ha invece colpito come la politica nazionale sia rimasta distante da questo caso, con una freddezza che non deve essere delle istituzioni. Sento un grande silenzio, una politica che di fronte alla tragedia è muta. Ma è dalle 7 di stamattina che ne parliamo. A interrompere il silenzio ci ha pensato Matteo Salvini, ricorda a Lepore Repubblica. L'ha accusata di aver indetto una manifestazione contro 2 poliziotti, invitando con un certo sarcasmo i cittadini a chiamare Batman in casi di reati. Risponde Lepore, il sindaco di Bologna. Bologna, nelle tante stragi e tragedie che l'hanno attraversata, è sempre scesa in piazza e i bolognesi ancora una volta hanno risposto. È successo anche lo scorso gennaio per Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso in stazione. È nella nostra storia, nel dolore ci ritroviamo sempre. Sì, contro la polizia, però. Infatti, ieri però al presidio si sono levati anche cori contro le forze dell'ordine, ricorda Emanuela Giampaoli di Repubblica al sindaco di Bologna. Non da parte di tutti i cittadini, dice lui. La maggioranza era in piazza per mostrare solidarietà alla famiglia e a una comunità duramente colpita. È stato anche un modo per dire che crediamo nello Stato di diritto e forse quello che ci sta credendo di più è il presidente Sergio Mattarella, che ringrazio. Bologna è stata ferita molte volte, dal 2 agosto a Ustica, la banda della Uno Bianca. Abbiamo imparato dalle nostre ferite ad avere fiducia nelle istituzioni, nonostante siano tante le occasioni in cui avremmo potuto smettere di fidarci dello Stato e delle sue istituzioni, ma ce lo hanno insegnato i parenti delle vittime. La famiglia ha chiesto giustizia e verità. Lei che idea si è fatto? Che non si può morire così, dice Lepore. Chiunque abbia visto quel video è rimasto scioccato, io per primo. Ci facciamo molte domande, ma non siamo noi che dobbiamo dare le risposte. Mancano ancora molti elementi e immagini. C'erano gli agenti ed era stato chiamato il 118 come deve essere. Eppure, nel silenzio delle istituzioni mi hanno confortato le rassicurazioni del procuratore Paolo Guido, che sta facendo il massimo. Ha in mano le bodycam indossate dagli agenti. Siamo in attesa dell'autopsia. Si sta lavorando per fare piena luce. Qualcosa è comunque sicuramente andato storto. Saremo al fianco della famiglia per appurare cosa. Le opposizioni le contestano di aver organizzato una manifestazione che già di per sé una sentenza. Le opposizioni le contestano di aver organizzato una manifestazione che già di per sé una sentenza. Tutt'altro, dice Lepore, una politica forte crede nello Stato di diritto, non si sostituisce ai giudici e noi ieri siamo scesi in piazza anche per le forze dell'ordine che non possono essere lasciate sole nei quartieri delle città. La politica di fatto sta scaricando il tema della sicurezza sulle spalle degli agenti, ma quando arriva la polizia la politica ha già fallito. Mi chiedo se per esempio siano formati di fronte ai problemi psichiatrici.
Ma lei è d'accordo col presidente dell'Emilia Romagna De Pascale sul fatto che debba essere anche la sinistra a occuparsi di sicurezza? Risponde il sindaco di Bologna. Da quando nel PD c'è l'Isline esiste un gruppo di lavoro che ha dato una svolta importante sul diritto alla sicurezza dei cittadini. È il governo che ha fallito e sta correndo ai ripari in questi mesi di campagna elettorale. Siamo al 7° decreto sicurezza eppure nessuno si sente sicuro. La proposta migliore che ha sentito a sinistra? Al Forum Urbano per la Sicurezza Nazionale che presiedo, per esempio, abbiamo proposto un fondo per sostenere la collaborazione tra forze dell'ordine, educatori e personale sanitario, per non lasciare solo nessuno, gli agenti per primi. Così il quotidiano Repubblica, che oggi intervista il sindaco di Bologna, Lepore. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento, finalmente parliamo di qualcosa di nostro che la Lega sta portando avanti con successo, anche che dici che è dentro nel programma di governo, vuoi non farlo? Certo, ma c'è un freno a mano incredibile da parte dell'opposizione e anche da qualcun altro di centrodestra, mi chiedo io. Ci colleghiamo con Qui Parlamento e di autonomia ci parla Igor Iezzi. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, grazie Ministro, grazie colleghi. Faccio presente che col mio intervento intervengono così tutti e 4 i relatori appartenenti ognuno a una forza politica di maggioranza. Visto che continuo a sentire che la maggioranza non interviene e che i relatori non intervengono, siamo intervenuti tutti in rappresentanza di tutte le forze della coalizione. E oggi siamo qui a parlare di autonomia, degli schemi di intesa preliminare tra lo Stato e le 4 regioni e di una delle riforme più importanti che questo governo ha portato avanti. Io so che a qualcuno fuori da quest'Aula potrebbe sembrare strano, perché vi avevano detto che l'autonomia era stata cancellata, che la Corte Costituzionale aveva spazzato via tutto, che la Lega aveva subito una cocente sconfitta. Invece siamo qua a parlarne, a votarla e a consegnare al Paese, alle future generazioni, una speranza. E sapete perché? Perché ancora una volta, come sempre, la sinistra vi ha mentito, ha fatto credere che alcune richieste di modifica fossero una sonora bocciatura. Così non è. E infatti oggi possiamo scrivere una bella pagina per le tante comunità che vivono nel nostro Paese. La verità è che la sinistra ha paura di parlare di autonomia, perché significa affrontare una questione che non riguarda una parte dell'Italia contro un'altra, ma il modo in cui possiamo rendere lo Stato più efficiente, più vicino ai cittadini e più capace di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e anche alla questione settentrionale che rimane prioritaria. Troppo spesso il dibattito sull'autonomia è stato rappresentato da uno scontro ideologico. In realtà dovrebbe essere affrontato con pragmatismo. La domanda è semplice: le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini oppure devono continuare ad essere concentrate a Roma, anche quando riguardano realtà profondamente diverse tra loro? L'autonomia parte proprio da questo principio: responsabilizzare i territori. Chi amministra deve avere maggiori competenze, ma anche maggiori responsabilità. Non può esistere autonomia senza responsabilità. Chi governa deve essere giudicato dai cittadini per i risultati ottenuti, premiato quando amministra bene e chiamato a rispondere quando non raggiunge gli obiettivi. È legittimo avere dubbi, per carità. Tutte le novità fanno paura, ma noi possiamo affrontare questo passaggio con serenità per un motivo, perché abbiamo una granitica certezza da cui tutto parte. Il centralismo ha fallito, è un meccanismo che va lasciato alle spalle e che tanti danni ha fatto proprio al Sud. Per questo forse proprio i parlamentari meridionali dovrebbero più di tutti cercare di cambiare il meccanismo. L'autonomia differenziata è prevista dalla nostra Costituzione, all'articolo 116 terzo comma. Non rappresenta una rivoluzione costituzionale, ma l'attuazione di uno strumento già previsto dal legislatore, tra l'altro già previsto dal legislatore che era di sinistra, perché voi l'avete introdotto all'interno della Costituzione. L'obiettivo non è creare cittadini di serie A e cittadini di serie B. Al contrario, l'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi. Se una regione riesce a gestire meglio determinate materie previste dalla Costituzione, perché impedirglielo? L'esperienza dimostra che spesso chi conosce meglio il territorio è anche nelle condizioni di prendere decisioni più rapide ed efficaci. Naturalmente questo percorso deve poggiare su un principio fondamentale: la garanzia dei diritti uguali per tutti gli italiani. Nessuno
deve ricevere meno servizi essenziali perché vive in una regione piuttosto che un'altra. Esattamente quello che succede oggi e che la sinistra come sistema vorrebbe mantenere. Per questo assumono un ruolo decisivo i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, che fissano la soglia minima dei diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Quei LEP che la sinistra non ha mai attuato e che un governo di centrodestra oggi vuole concretizzare. Qui permettetemi di ricordare con le parole dello stesso ministro Calderoli come sia stato imputato al governo di aver negoziato il trasferimento di funzioni che impattano sui diritti sociali e civili senza aver atteso la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dei LEP. Il ministro in commissione ha giustamente fatto notare che il disegno di legge delega per la determinazione dei LEP, elaborato in ottemperanza alla sentenza 192 della Corte, è in corso di esame in Senato dall'11 agosto dello scorso anno. La sinistra ha sommerso quel disegno di legge di emendamenti, sostanzialmente affogandolo in un lentissimo esame in commissione, dal quale al momento si fatica a riemergere. Sembra quasi che l'argomento LEP sia utilizzato nel dibattito sull'autonomia differenziata in modo pretestuoso. L'autonomia differenziata non si può attuare fintanto che non si determinano i LEP. Ma i LEP non si possono determinare perché poi consentirebbero l'autonomia differenziata. C'è una contraddizione politica che non può passare inosservata. Da una parte la sinistra continua a ripetere che l'autonomia differenziata non serve a nulla, che è una riforma inutile, vuota, destinata a non cambiare la vita degli italiani. Dall'altra però gli stessi partiti la descrivono come una secessione dei ricchi, come un attacco all'unità nazionale, come il più grande pericolo per la Repubblica. Parlano, come abbiamo sentito, addirittura di Padania. È una contraddizione evidente. Delle due l'una. Se questa riforma è davvero irrilevante, allora non si comprende perché venga dipinta come una minaccia esistenziale per il Paese. Se invece è così importante da cambiare il volto dell'Italia, allora sarebbe più serio discuterne nel merito anziché alimentare paure e slogan. Ma c'è un'altra contraddizione ancora più significativa. Ogni volta che si parla di autonomia, la sinistra la presenta come un regalo alla Lega, quasi fosse un marchio di partito anziché uno strumento previsto dalla Costituzione. È vero però che l'autonomia differenziata è diventata una realtà è perché c'è stata una forza politica che per decenni ha creduto in questa battaglia, quando molti la deridevano, la ostacolavano. È il risultato di un percorso lungo, costruito con determinazione da Umberto Bossi, che per primo ha posto il tema del federalismo al centro del dibattito nazionale, portato avanti da Roberto Maroni, che ha contribuito a trasformare quelle idee in proposte di governo, difeso e rilanciato da Matteo Salvini, che ne ha fatto una priorità politica e tradotto in una riforma concreta grazie al lavoro del ministro Roberto Calderoli, che ha avuto il merito di dare finalmente attuazione a un principio previsto dalla Costituzione da oltre 20 anni. Se questa è davvero, come sostiene la sinistra, una delle riforme più importanti degli ultimi anni, allora è inevitabile riconoscere il ruolo di chi l'ha pensata, difesa e realizzata. Non si può, nello stesso momento, liquidarla come una riforma inutile e contemporaneamente definirla il più grande regalo alla Lega. Anche questa è una contraddizione che gli italiani hanno il diritto di vedere. Il confronto politico è legittimo e le opinioni possono essere diverse, ma credo che tutti possano condividere un obiettivo comune: offrire ai cittadini servizi migliori, ridurre gli sprechi e costruire istituzioni più vicine alle persone. Se l'autonomia saprà contribuire a questi obiettivi, allora non sarà una vittoria di una parte politica, ma un passo avanti per l'intero sistema istituzionale italiano. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, sono Sofia Leto e voglio raccontarvi di cosa parla il mio primo inedito Interconnessi. Interconnessi è una parte della mia adolescenza che mi ha resa ciò che sono oggi. Una ragazza che appunto vive seguendo le proprie emozioni e trasformandole in musica. Detto questo, un immenso abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Per favore aiutatemi a diffondere la mia musica. Vi mando un bacione. Mua! Mi dico che non so come innamorarmi
ma poi quando ti vedo penso il contrario. Tornerò a casa sicura di aver paura di nuovo, il mio corpo è pervaso da questa sensazione che sale, sale su, sale, sale, sale su, anche quando cado giù, ma chissà il perché. Poi mi guardi con quegli occhi che non riescono a staccarsi mai, sembrano satelliti sui quali mi connetto. Guardi ma sulla città, sembra quasi magica, senza gravità non sento il peso del mio cuore. Guarda quante stelle là, che ci guardano, siamo interconnessi noi con tutto l'universo. Interconnessi noi, e ti bacerei anche in un altro universo. Ti giuro che potrei di nuovo illuminarmi, come spesso mi capita, poi mi pento. Vorrei una strada sicura per camminarci con te, ma non voglio correre perché è in salita. Sale, sale su, sale, sale, sale su, anche quando guardo giù e tu sai perché. E fai sempre quei sorrisi che non riescono a stancarmi mai, perché sono dei satelliti sui quali mi connetto. Guardi in basso la città, sembra quasi magica, senza gravità non sento il peso del mio cuore. Guarda quante stelle là, che ci guardano, siamo interconnessi noi con tutto l'universo. Interconnessi noi, e ti bacerei anche in un altro universo. Interconnessi noi, e ti bacerei, cerei. Gran bella canzone, lei poi è giovanissima, si chiama Sofia Leto, il pezzo intitolato Interconnessi è il primissimo singolo ufficiale di questa ragazza che è arrivata seconda a Io Canto Generation. Qui naturalmente si esplorano le emozioni di un amore adolescenziale fatto di sentimenti contrastanti, battiti accelerati e come non ricordare i nostri bei tempi, ma ancora adesso che siamo più grandicelli ogni tanto qualche battito accelerato, ma prendiamo subito la pastiglietta. Brava Sofia Leto, Interconnessi, e chissà mai che prossimamente la vediamo nei nostri studi. Intanto sta girando l'Italia facendo tante belle serate dopo il secondo posto a Io Canto Generation. Le 9:05 primi, buongiorno Sammy Varin, Radio Libertà, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno scrivendo messaggi al 34067096959, anche voi che ci ascoltate e ci guardate su Facebook, su YouTube in differita, potete tranquillamente scrivere perché c'è sempre qualcuno in onda a Radio Libertà, riceve il vostro messaggio e ve lo legge in diretta. Sì, qualcuno ne devo leggere adesso, perché sennò davvero dalle 11 a mezzogiorno poi non ce la faccio proprio. Marco Rubio, segretario di Stato USA, 4 giorni fa ha affermato che la sinistra internazionale è golpista e bisogna che le forze sinceramente liberali collaborino per fermare questo stato di cose. Da decenni la sinistra agisce senza legge con libertà che gli altri non hanno. In Italia chi è al governo ha la responsabilità di fermare l'azione palesemente illegale dei comunisti proteggendo i cittadini onesti. Sì, se non fosse che c'è qualcuno nella magistratura, nei giudici, che fa il gioco della sinistra. I miei genitori tanti anni fa avevano subito un furto, entrati dal negozio, erano saliti nell'alloggio e avevano rubato i soldi nascosti e loro erano riusciti con il sesto senso, avevano scoperto i soldi e mentre scendevano dall'alloggio per scappare arriva mio papà che scopre, lui li ferma e chiude il negozio. Nel frattempo arriva la polizia,
perquisiscono e trovano i soldi rubati. Alla fine c'è stato il processo e alla fine della storia mio papà ha dovuto pagare le spese perché le zingare non avevano i soldi. E viva oltre il danno anche la beffa. Sappiamo che la Lega sta facendo questa legge, sta portando avanti questa legge che per molti è una provocazione, che chi fa il lavoro del ladro, qualunque cosa gli succeda, non bisogna certo risarcirlo. Io aggiungo che si stipuli un'assicurazione. Tu dici non esiste, non si può? Facciamo in modo che si possa a questo punto. Esageriamo. Ok a non risarcimenti per gli aggressori. Attenzione all'allargamento del territorio. Meglio appesantire le pene per chi invade la proprietà altrui e frenare furti, aggressioni e violenze aumentando le pene ai malviventi. Devono imparare a rispettare la legge, dice Mariella. Rosanna di Sesto San Giovanni, ti chiedo se per favore mi puoi mandare il filmato censurato, il famoso film Citizen Vigilante. Per tutti gli extracomunitari che sono in giro si rimandano al loro paese a scontare le pene dei delitti commessi nel nostro paese, e se i sinistri protestano li mandiamo anche loro come complici dei reati fatti in Italia. Vedi come tutto si ridimensiona. Questa è fantapolitica, ma a volte un pensierino ce lo facciamo. Ecco qua, in diretta, Sammy Varin ti invia il video di questo film che si chiama Citizen Vigilante, attenzione, dal quale prendo le distanze. Questo è un vendicatore, applica quella parolina che vi dico molto controversa che si chiama vendetta, che noi non vogliamo assolutamente, però è un video uscito in questi mesi, censurato in tutta Italia, è un vero e proprio film, è doppiato in varie lingue ma non in italiano, ci sono i sottotitoli, in cui si parla di una sensazione che abbiamo tutti quanti noi, cioè che questi immigrati fanno il bello e cattivo tempo e restano impuniti nel nostro paese. Mi fermo con i messaggi perché devo darvi un panorama ancora più grande di ciò che c'è oggi sui quotidiani. Vi ho letto un giornale di centrodestra, il quotidiano Libero, ora vi sto leggendo Repubblica, perché oggi Repubblica intervista Piantedosi, ministro dell'Interno, e ancora ministro dell'Interno, che spiritoso. La strategia del Viminale. Non sarà un nuovo Cucchi. Se hanno colpe, pagheranno. Ed è quello che ho detto io all'inizio della trasmissione, signori. È che si dà almeno il tempo di fare le indagini, punto di domanda? No, si chiama subito la piazza a manifestare. Piantedosi oggi su Repubblica: chi ha pregiudizi non si fida dei PM. I 2 poliziotti via dalla strada. La circolare interna del Ministero: mai prolungare la compressione del torace, così scrive oggi Repubblica. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza: come un VAR, gli investigatori avranno ogni elemento. Più in basso, in taglio basso, Tommaso Ciriaco intervista Bignami: chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti. Alla base di tutto c'è questo, l'odio verso la polizia, il fatto che, aggiungo io, non ci si fidi più della polizia dopo quello che a volte è successo e quindi alcune pecore nere all'interno della polizia. Allora non ci fidiamo più completamente della polizia? Si vuole instillare questa cosa? Che ne pensate? 340-6709-659. Su Repubblica si ripercorre ciò che è avvenuto al Pilastro, dalla Uno Bianca alla citofonata di Salvini, il Pilastro senza pace, eh? Sì, però poi signora suo figlio spaccia, poi era vero, eh? La domanda diventerà virale, scatenerà un putiferio politico, ma Repubblica non dice che effettivamente si trattava di spacciatori? Punto di domanda. Libertà totale di difesa. La Lega adesso si spacca, siamo su Repubblica, attenzione, la pagina 9, intesa nella maggioranza sullo stop ai risarcimenti, Meloni vuole rafforzare le intercettazioni per reati di mafia, frenano gli azzurri, c'è sempre qualcuno che frena all'interno del centrodestra
e questa cosa non è bella. Possibile? Siamo su Repubblica, chiaramente. Vi leggo l'articolo di spalla di Enrico Costa e Stefania Craxi, che è la nuova capogruppo di Forza Italia di Camera e Senato. Caro direttore, scrive la Craxi a Repubblica, le riforme, soprattutto quelle più ambiziose, hanno bisogno di tempo per maturare, affermarsi e superare la propaganda ostile che inevitabilmente le accompagna. Per questo l'esito di un referendum non segna certo per Forza Italia la fine di una battaglia culturale. Al contrario, il voto di oltre 12 milioni, tira fuori di nuovo il referendum sulla giustizia, 12 milioni di cittadini ci sollecita a proseguire con ancora maggiore convinzione nella difesa dei principi fondamentali di una democrazia liberale e dello Stato di diritto, dalla presunzione di innocenza alla terzietà, vabbè, ok. Viviamo però una stagione nella quale le proposte più populiste e meno liberali trovano un consenso immediato. Si sta riferendo a quelle della Lega, sospinte dall'emotività e dalla pressione dell'ultimo fatto di cronaca, spesso attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza. È sufficiente che qualche autorevole esponente della magistratura o finanche qualche testata giornalistica invochi la compressione di una garanzia o di un diritto perché in Parlamento si apre immediatamente una gara a chi offre la risposta più rapida. Chi invece richiama il rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie del giusto processo viene troppo spesso dipinto come indulgente verso la criminalità o peggio come sospettabile di collusione. Sta parlando di Forza Italia forse. Accade così che le norme ispirate al garantismo, quelle che rafforzano il giusto processo, promuovono un approccio più equilibrato al diritto penale, assicurano un trattamento carcerario conforme ai principi di umanità, rendono l'ordinamento giudiziario meno autoreferenziale, bla 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 bla. Forza Italia continuerà a percorrere questa seconda strada con la determinazione che ha sempre contraddistinto la sua storia, continuerà a difendere il garantismo non perché sia una posizione facile o popolare, ma perché è quella più coerente con i valori del liberalismo e con la nostra idea di Stato di diritto. Le battaglie culturali non si fermano nell'arco, si misurano nell'arco di una legislatura, né si esauriscono con l'esito di un referendum. Va bene, abbiamo capito il succo di questo trafilettone della Craxi con Enrico Costa. Chiudo quasi dal quotidiano Repubblica, ne avete abbastanza, ma d'altronde insomma oggi per forza i due pareri sono molto molto netti e contrastanti su quello che è accaduto al Pilastro. Notizia più leggera e meno male, a pagina 23 di Repubblica si parla della tazzina di caffè, sempre più cara, la rivincita sulle capsule del vecchio chicco di caffè. Già. I rincari del caffè spingono le famiglie a riscoprire i grani da macinare. In Italia le vendite sono cresciute del 33% perché il caffè in grani costa meno e lo potete dosare meglio. E ci sono i due pareri, la Laurito che dice la moka rito del mattino e Argentero che dice con la cialda mi sento a casa. E personalmente la cialda è comoda, ragazzi, ma il profumo della macchinetta del caffè, ditemi se non ne siete innamorati, scrivete pure 340 6709 659. Ultimissima da Repubblica, la pagina 24. Carburanti. È corsa senza fine. Il governo non replica gli sconti, almeno fino a oggi 9:15 del mattino. Il costo del gasolio si avvicina a 2,1 euro al litro, a pochi centesimi dal picco della crisi. I consumatori, si aggrava la stangata estiva, critiche anche dall'app all'app Osserva Prezzi. Mentre Mister Prezzi è fuggito in Africa. Vado sulla verità, sì, vado sulla verità solo per qualche minuto, poi se riesco apriamo anche le linee telefoniche, che so che siete in tantissimi a volere parlare e cerchiamo di accontentare tutti quanti. Quotidiano La Verità, giustamente abbiamo letto uno di centrosinistra, ora uno di centrodestra. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, titolo
semplicissimo. Il campo largo sempre più lontano dalla gente. Va l'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze, come domenica. Questa è la prima pagina. Il PM indaga sui legami tra PD e Camorra. A Napoli ha aperto un fascicolo sulla cena post-voto dove c'erano segretario locale dei Dem e persone vicine a un clan. Fratelli d'Italia giovedì in tour tra i comuni campani sciolti per infiltrazioni. In prima pagina, anche sulla Verità, eccolo qua, Vannacci, imperatore, li condanna Conte Schlein ai pazzi per un falso, ai pazzi, si dice così, ai pazzi. Video rilanciato dalla moglie del generale. Se non l'avete ancora visto dovete assolutamente vederlo, io sono l'unico che si è rifiutato di vedere questa romanata, guarda. La Verità all'interno, la Lega allarga la legittima difesa. Così la grazia non è più necessaria. Depositato in Senato il disegno di legge che punta a proteggere chi reagisce a intimidazioni a mano armata a casa o mentre lavora. L'effetto retroattivo consentirebbe al commerciante di chiedere l'uscita dal penitenziario. Interessante. Altro schiaffo? Bloccati 50.000 euro. La procura sequestra a Mario un conto tunisino per garantirsi le spese di giustizia. Lui vede la famiglia in carcere. A Milano gli atti sull'istanza di differimento della pena. Ed è un dilemma capire se questo Mario Roggero ha dato i soldi alla famiglia dei ladri oppure no. Chi dice di sì, chi dice di no. Sempre sulla Verità, Mestre, ex Italia, scuola invasa da stranieri. Pagina 9 della Verità. All'Istituto Giulio Cesare, nella sezione infanzia, dei 102 nuovi iscritti, solo due hanno cognomi italiani. In prima media ci sono 4 classi composte interamente da figli di immigrati, una con solo bengalesi, e i dirigenti sfiniti chiedono il trasferimento. Maddalena Loia, pagina 9, solo sul quotidiano La Verità. Nella stessa pagina, in taglio basso, maxi retata contro le baby gang, 539 arresti, trovate armi da fuoco. È una notiziona, ragazzi, maxi retata, ma della miseria, passata sotto traccia davanti alle notizie degli ultimi giorni. Blitz in 44 province, sequestrati oltre 700 kg di droga, 300.000 euro tra piazze e case. Intanto ho aperto le linee, chi vuole entrare in diretta in questo momento può chiamare 0292 94 7222, state gentilmente in attesa. 02 9294 7222. Anche La Verità, pubblicità a go per il generale Vannacci, video finto di Robertus Vannaccius fa sbarellare il circo dei progressisti. Il generale rilancia un filmato su Instagram realizzato con l'intelligenza artificiale e ambientato dentro al Colosseo. Nell'arena si riconoscono Schlein, Boldrini e Conte in mezzo ai leoni. L'imperatore fa il pollice verso e la sinistra sbraita. Paginone oneone, tutto quanto per Vannacci. E intanto, nella pagina successiva, un riquadrino piccolino, ma interessante. Milano sfida Lega La Russa su comunali e regionali. Derby sempre più acceso in Lombardia tra Lega e Fratelli d'Italia. Ha iniziato Attilio Fontana venerdì sera, durante una festa del Carroccio in provincia di Varese, ad attaccare il ministro Adolfo Urso perché a suo dire non concederebbe le ZES, zone economiche speciali al nord. Ne abbiamo parlato in rassegna stampa. Mi prende in giro, aveva sottolineato il governatore della Lombardia, frase che ha mandato su tutte le furie i dirigenti di Fratelli d'Italia lombardi, a cominciare dal presidente della Commissione Finanze della Camera Osnato. Assistiamo troppo spesso a veri e propri piagnistei verso il governo centrale che sembrano adombrare le insicurezze di chi dovrebbe essere fiero di guidare la Lombardia, ha sottolineato il deputato meloniano. In realtà Urso aveva già chiuso il caso con Fairplay, Fontana
mi ha subito telefonato per scusarsi della maldestra uscita, ribadendo l'assoluta correttezza del nostro operato, concetto ribadito dallo stesso governatore Lombard, che ha aggiunto: il ministro concorda sulla necessità di rafforzare la competizione lombarda. Passate 24 ore, gli animi si sono subito riaccesi. Il presidente del Senato La Russa ha organizzato a Milano un pranzo a casa sua con alcuni dei potenziali candidati sindaci civici per il centrodestra alle elezioni comunali del prossimo anno a Milano. C'era anche il leader di Noi Moderati, Lupo De Lupis, Maurizio Lupi, scherziamo un po', più volte indicato dallo stesso La Russa come candidato. Pronta la replica di Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda, escluso dal pranzo. Allora vorrà dire che noi organizzeremo delle cene per scegliere il candidato per la presidenza della regione Lombardia, che sarà sicuramente della Lega, ha dichiarato Romeo. Sentiamo le vostre voci. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora io ho chiamato signor Semmi sul caso Roggero e allora con la sentenza signor Semmi definitiva al processo Roggero, i giudici che interpretano le leggi, direi in modo scriteriato, di questa nostra Repubblica ormai dico io fondata sul delinquere, hanno di fatto equiparato quello che fa un rapinatore a quello che fa un onesto lavoratore, completamente in regola. Allora, se un lavoratore in fabbrica o in qualsiasi altro contesto subisce un danno grave o peggio ancora rimane ucciso, per legge viene indennizzato ed è esattamente quello che i giudici decretano se la stessa cosa capita ad un rapinatore, come se fosse nel pieno esercizio del suo lavoro. Signor Semmi, ma addirittura con indennizi forse superiori. Ragazzi che siete alla ricerca di un lavoro, lasciate perdere, andate a rubare se vi va bene, vi godete il frutto della rapina se vi va male, ci pensano i giudici a risarcirvi. Ultimo appello, signor Presidente Mattarella, conceda la grazia ad un uomo che ha lavorato tutta la vita e vede evaporare tutto quello che ha per mano di 3 delinquenti. Nient'altro, la saluto da Lisetta. Grazie, mi viene da piangere. State in linea, vi leggo la prima pagina del quotidiano Il Tempo. I soliti comunisti, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia. E subito all'interno del quotidiano Il Tempo si racconta un po' Bologna. Cosa succede a Bologna? Dai biglietti gratis ai migranti, alle occupazioni legalizzate, lepore nella piazza violenta. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Ti ho mandato un vocale, tanto siccome ti dirò le stesse cose, cancellami quando lo vedi. Allora, lo schema utilizzato dalla sinistra nei confronti dei musulmani è il medesimo che usava 50 anni fa, 60 anni fa, 100 anni fa con gli operai. Odio contro i padroni, solo che all'aspetto ideologico con i musulmani c'è anche l'aspetto religioso, che è ancora più importante. Io ogni tanto lo dico perché i nuovi all'ascolto magari imparino questa cosa. L'Islam suddivide la terra in tre parti. La terra della pace, che è quella dove impera l'Islam indisturbato. La terra della guerra, dove l'Islam è impegnato a combattere duramente per conquistarla, e la terra dell'armistizio, della tregua, dove non ha ancora la forza per imporsi e quindi ci sono momenti in cui lotta, momenti in cui magari fa l'armistizio. Noi siamo la terra dell'armistizio, della tregua, dove l'Islam non ha ancora la forza per imporsi, ma lotta per far vedere chi c'è. E lo farà. Ci ha provato alcuni mesi fa con Monfalcone, inserendosi nelle istituzioni a Genova e in altri posti, e adesso naturalmente sfrutta l'occasione di questo caso per fare ancora più casino, per far vedere che c'è, che l'Islam è forte, e c'è l'aspetto psicologico. I musulmani si rendono conto che è arrivato il momento di conquistarci, e i cristiani, visto che noi siamo i cristiani che siamo odiati come gli ebrei, e gli occhi di quella ragazza, di quella donna lo hanno dimostrato in quelle immagini, e noi siamo perduti, siamo persi, quindi siamo ormai destinati a soccombere. Allora, o
a questo punto anche chi non ha lottato insieme a noi per difendere la nostra libertà si impegna, e noi dobbiamo cercare di farglielo capire, oppure io e te, forse Sammy, e chi magari ha qualche anno più di noi non lo vedremo, ma i vostri figli, dico vostri perché io non ne ho mai voluti di figli, perché gli avrei regalato un mondo infame, si troveranno a avere a che fare con questa storia e sarà davvero un brutto mondo. Lottiamo ragazzi, lottiamo democraticamente, ma lottiamo, perché altrimenti il mondo tra 10-20 anni sarà veramente brutto. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te, e per lottare ci vuole anche un Presidente della Repubblica che abbia un po' di voglia di cambiare. A proposito di rapporti con il Presidente della Repubblica, interessante, sul quotidiano Il Tempo a pagina 8 si intervista Roberto Castelli, l'ex guardasigilli della Lega. La svolta sul potere di Grazia con Bonpressi. Mi opposi? Inutile. Ricevetti pressioni per Sofri. Roggero? Ecco perché firmerei. L'ex guardasigilli ricorda il 2006 e lo scontro con Ciampi e sottolinea il paradosso tra il caso Minetti e quello del gioielliere. La Grazia Sofri? Io mi opponevo, Berlusconi mi propose una soluzione tipo Re Baldovino con l'aborto, dimettermi per un giorno. Interessante intervista con Roberto Castelli, l'ex ministro della giustizia, ex Lega. A quei tempi Lega. 029294 7222. Pronto? Sì, mi sente? Prego. Pronto? Ecco Gino, non sarò loquace, cerco di sbrigarmi. Soprattutto ora mi riferisco ai fatti di Bologna. Può un sindaco indire una manifestazione l'indomani dopo quello che è successo? Un sindaco, il sindaco di Bologna. Ma che sindaco è? Ma che sindaco? Ma questa città, che città è? È una città comunista, sono tutti comunisti, ho il massimo disprezzo per questa città e per tutta l'Emilia Romagna. Grazie Segni, grazie. Grazie, interessante. La Stampa titola Fakir scontri a Bologna, e a pagina 2 si racconta Fakir, dolore e rabbia, chiedeva aiuto da ore, scontri al presidio in piazza, migliaia manifestano a Bologna, la famiglia, le violenze, un'altra ferita. Quel ragazzo urlava già dalle 10 del mattino, più che ubriaco sembrava dolorante, dice una vicina di casa. Marcello Sorgi, il suo taccuino, titola Tutti i rischi di un Far West all'italiana. La procura intanto ricorda che ci sono altri fatti oltre il video, scudo penale per agenti e infermieri, quindi sarebbe stato il caso, come diceva il nostro ascoltatore, di aspettare. Lega e Fratelli d'Italia difendono gli agenti, la prudenza di Piantedosi, no a processi mediatici. 029294 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Albino, ciao. Sarò telegrafico come al solito. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'operazione di polizia, quanti sono 900 che ne hanno denunciati, arrestati o robe del genere? Nessuno starà in galera, non c'è problema. Saranno tutti fuori, di lì non ci piove e Vannacci continuerà a prendere voti, perché la storia ormai è questa. Secondo, io dico quel beccamorto che parla, che hai messo prima, sto specie di individuo, ma quello dove vive? Ma quello vive sulla Luna, quindi potrebbe rimanerci sulla Luna e non rompere più lo scatolame. E buone, altre cose, le considerazioni ormai le conosciamo. Sì, l'ultima, sì, le grazie del signor Presidente della Repubblica, ma mi pare che abbia graziato uno che era uno scafista dove ci furono 49 morti, se non dico scemate, e questo qua aveva l'ergastolo, roba del genere, o dico stupidate, perché a quest'ora potrei anche dirle, non perché mi sono alzato adesso, è dalle 6 che sono in piedi, ma ho fatto quasi un'ora di camminata e sono già sul mezzo rincoglionito. Perfetto, vi saluto tutti, grazie, ciao. Grazie a te. Di questo e d'altro ne potremo parlare lunedì prossimo, la sera, dalle 21 alle 23. Stiamo preparando una trasmissione, se riusciamo parte già lunedì 27 luglio, con il sottoscritto Sammy Varin, con Alessandro Morelli,
con Claudio Borghi Aquilini ospite. Lunedì 27 luglio dalle 21 alle 23 vi sto dicendo cose ancora non ufficiali perché vi voglio bene. C'è ancora una chiamata, pronto? Caduta. Faccio in tempo a leggervi la pagina 7 del quotidiano La Stampa, perché c'è un paginone o paginetta, dipende dai quotidiani, quest'oggi un po' dappertutto. La Lega tira dritto sulla legittima difesa. Guarda caso, c'è proprio Claudio Borghi Aquilini di mezzo, perché è a lui che è stata data in mano questa bella idea. La proposta apre a qualsiasi reazione per la legittima difesa. Vannacci naturalmente dice ci hanno copiato, per lui copiamo da lui, noi siamo qui da 20 anni di più, com'è possibile? Tajani però dice non siamo per il Far West. Paginone, pagina 7 della Stampa di Alessandro Di Matteo, che parla di questa idea di estendere la legittima difesa a qualunque reazione. Gaetano Azzariti, uno che se ne intende, dice subito così si autorizza a uccidere, la legge verrebbe bocciata dalla Corte Costituzionale. Secondo il docente si torna ad affermare il dominio della vendetta sulla giustizia. Di questo ed altro torneremo a parlarne tra le 11 e mezzogiorno, soprattutto perché leggerò i tantissimi WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Grazie a Simone in regia e a tutti voi, a più tardi.